Se potessi trovare le parole per non dire niente, guarderei il mondo come il semplice mio respiro. E così semplice è il silenzio vorace di strana pace, arriva indelebile nella sua candidezza. Se potessi trovare le parole, allora non parlerei più e sputerei al cielo l'ipocrisia dell'uomo. E così semplice è il silenzio vorace di strana pace, arriva indelebile nella sua candidezza. E strana è la purezza dell'odio represso. Scrivere in questi anni mi ha dato la possibilità di esistere. Articoli e reportage, racconti ed editoriali. Un lavoro che per me non è stato semplicemente un lavoro, ha coinciso con la mia vita stessa. Se qualcuno ha sperato che vivere in una situazione difficilissima potesse indurmi a nascondere le mie parole, ha sbagliato. Non le ho nascoste, non le ho perdute. Ma questo ha significato anche ha coinciso anche con una lotta quotidiana, un corpo a corpo silenzioso, come un combattimento ombra. Scrivere, non fare a meno delle mie parole, ha significato non perdermi, non darmi per vinto, non disperare. Quando Roberto Saviano scrive queste parole a 30 anni, nel 2010, e da 3 anni, da quando ne aveva 27, vive sotto scorta, minacciato dalla camorra, lo sappiamo, lo abbiamo visto, conosciuto, ancora oggi vive in questa situazione. E in questo libro, che è il suo secondo libro, che esce appunto dopo Gomorra, ci parla è un collage, ci parla della sua vita, prima, durante e dopo questa sofferenza, questa trincea, questa vita praticamente in latitanza. Ed è un collage, una raccolta di articoli editoriali. E in particolare in questa premessa, in queste prime lettere, in queste prime parole che vi ho letto, Saviano ci dice che è riuscito a sopravvivere in questi 3 anni di agonia grazie a una semplice cosa, alla scrittura. Scrivere, lo abbiamo visto nella prima frase che ho letto, scrivere, dice, mi ha dato la possibilità di esistere, di sopravvivere, quindi la scrittura come arma non di difesa, non di attacco, ma di sopravvivenza. Questa sera siamo qua, io e Giacomo, per presentare nient'altro che Uomini. Ringrazio Alessio Geremia per le belle parole. Un libro scritto da me con la prefazione di Roberto Sandron, che ho visto qui dal pubblico e che ringrazio di cuore. È uscito in questi giorni, nient'altro che Uomini, a dire il vero è uscito ieri per i tipi di V-System editore, per la collana Le Scie.
È un libro che è partito da lontano, è partito dal 2011, quando con Vincenzo Zollo, l'editore, abbiamo cercato di capire come poter dar luce a una quarantina di lettere, autografi originali mai uscite prima, che Vincenzo Zollo per l'appunto aveva raccolto e tenute in un cassetto. Sono lettere della seconda guerra mondiale scritte da soldati portoghulesi, anzi del portoghulese. Diversi si incontrano per condizioni di distribuzione e qua ad avere opportunità riconosciuti per la loro capacità. Libertà, spazio di responsabilità. Spero in meno solidarietà e più giustizia, per non avere una società che delega. Non diciamo che i problemi non ci riguardano. Abbiamo visto la scrittura, la forza e l'importanza che ha la scrittura, ma in chiusura della parte di Nient'altro che uomini dedicata alla scrittura dicevo che c'è una sorta di censura molto spesso che attanaglia questi soldati, che impedisce di poter scrivere esattamente quello che sentono, che vogliono. È una censura culturale, una censura politica. È lunedì, il sole picchia sulle tempie e avvampa l'intera campagna. Tutte quelle schiene curve formano un arco a mezzaluna rovesciata. Là in mezzo c'è Alessandro, non ha più di 12 o 13 anni, eppure lavora la terra come se avesse età da barba e baffi. Il caldo opprimente e l'affa non lo spaventano, anzi, zappa in mano, cappello di paglia in testa, scarpe di un paio di numeri più grandi e sorriso in faccia. Alessandro ride perché sa che oggi è giorno di paghetta. No, non quella dei padroni, a lui quella non arriva mai, non è cosa sua. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì il nonno gli lascerà sul tavolo della cucina le 5 lire per la settimana. E se il mercoledì le dovesse già finire, gli chiedono gli amici, devo tirare avanti fino alla domenica, che piazza Onori batte. L'inverno del 1930 è alle porte, il fischio del vento arriva da Trieste, il gelo è ormai a un passo. Le schiene ricurve continuano a spaccare la terra che si fa dura come il marmo. Tra una fila e l'altra si riconoscono le facce stravolte di Alessandro, suo padre, gli zii. Alessandro è prossimo ai 19 anni, è un uomo ormai. Sempre più spesso le sue attenzioni si rivolgono alle giovinette di Portogruaro, sua città natale. Le incontra alle feste paesane a messa la domenica. Ci parla, ride, scherza, le bacia. Ci parla, ride, scherza, le bacia. A metà giugno il giovane portoghulese raggiunge il primo avamposto sul confine jugoslavo. Al suo fianco ci sono gli amici di sempre, Spimpolo, il compare Bellotto. La radura che li avvolge è un immenso lenzuolo sfumato, reso pulsante dal soffio del vento e da un silenzio che rimbomba. Spimpolo se ne vorrebbe scappare, dice che odia la guerra e che a casa tiene famiglia, ma Alessandro e l'amico Bellotto lo trattengono con la forza. Entrambi sanno fin troppo bene a quali conseguenze andrebbe incontro un povero disertore senza santi in paradiso.
spaccato, un fischio assordante mette in moto il treno merci, che poco alla volta prende velocità scavallando il confine jugoslavo. A ogni sussulto i corpi sbattono uno sull'altro, qualcuno grida aiuto, altri pregano, altri ancora rimangono silenti di fronte a un destino ormai segnato. Alessandro pensa a casa, ai genitori, a Luigia, al piccolo di 3 anni, a quello che non ha mai potuto vedere, ma che sente terribilmente suo e soltanto suo. Sa che potrebbe morire senza poterlo nemmeno sfiorare, e questo gli dilania il petto. Qua in Germania i giorni vanno in letargo, le ore durano mesi, mesi anni, gli anni ere. Le ore durano mesi, i mesi anni, gli anni ere. È l'inverno del 1945, gli alleati mettono a ferro e fuoco l'intero campo di prigionia, i nazisti scappano per le radure della periferia, Alessandro e gli altri vengono fatti salire su treni merci con destinazione Italia. Giacomo Podolese alla musica. Buonasera,